Ma soffertissima direi la decisione, perché ovviamente amici ce n'erano da una parte, ce ne sono dall'altra, una storia, oltre 20 anni di Lega, oltre un percorso amministrativo importante, in mezzo a tutta questa confusione che si è creata con le decisioni assunte soprattutto negli ultimi mesi anche all'interno del movimento. La mia riflessione non era per fare la prima donna, era una riflessione proprio dovuta al cuore e alla grande sensibilità forse che ho nei confronti dei miei concittadini, del territorio e nell'azione che dovevo prendere. Ho deciso di continuare il mio impegno per l'amministrazione provinciale, per i dipendenti che in questo momento sono in difficoltà per quanto attiene l'ordinamento nuovo dell'ente di secondo livello, per cui concludo il mio mandato elettorale fino al 2016 con l'attuale amministrazione, per cui questa è la decisione che ho assunto. Con grande rispetto e di tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento particolare, però ho privilegiato in questo agone politico dove diventa sempre più effervescente e bollente la situazione di fare queste precisazioni nell'interesse del territorio, nell'interesse di quelle cose possiamo ancora fare come ente di amministrazione provinciale. Razza Piave? Questo è un altro tema che ovviamente esula dalla conferenza di oggi, quella è un'altra competenza, è un altro aspetto che decideranno chi che vuole fare o decidere su questo. Non è un tema che al momento mi crea problemi. Però se qualche assessore decide di schierarsi dal lato opposto, cosa dirà lei? Qual è il lato opposto? Non ci sono lati opposti adesso. Io rimango a fare il presidente della provincia di Treviso con il consiglio provinciale e i consiglieri che mi hanno sempre sostenuto in questi anni, completerò il mio percorso e dopodiché ognuno sarà libero di intraprendere o di fare altre iniziative. Ma consiglieri e assessori saranno uniti? Mi auguro di sì, che siano uniti i consiglieri e assessori, ognuno si prenderà le proprie responsabilità, io mi sono preso la mia e gli altri si prenderanno le proprie responsabilità. Tosi rimane comunque un amico. Ma sicuramente da Flavio ho sempre avuto, ricordiamolo, è stato segretario regionale della Liga Veneta Lega Nord fino a un mese fa. Flavio è un signore, punto. Senta, è stata una decisione sofferta comunque. Sicuramente sofferta, perché come ripeto, stiamo parlando, forse non sono un soggetto giusto per fare politica, perché forse ho un cuore che batte troppo forte, ma però stiamo parlando di amici che sono stati per tanti anni all'interno della stessa composizione. Tutti questi amici adesso ovviamente ognuno ha una attinenza particolare con uno rispetto ad altri, c'è chi più o chi meno amici, per cui la decisione è stata sofferta, è stata meditata, sofferta, ma credo che sia la decisione che ho ritenuto di prendere nel rispetto, portandomi all'esempio del rispetto del 2011, quando ho chiesto al 58,8% dei cittadini trevigiani di darmi il voto per amministrare questo ente. Lo porterò a completamento l'amministrazione di questo ente. E questo è stato il mio impegno maggiore che ho voluto evidenziare in questo percorso. Per cui non è un problema di careghe, non venga fuori problemi di careghe, cioè io proprio le careghe le ho tolte. Continuo il mio impegno così come avevo deciso nel 2011. Niente sfilate, niente piacerete, insomma. Non starò mica dentro in casa chiuso adesso fino al 31 di maggio, spero, ho tanti impegni, ci sono feste, ci sono manifestazioni, parteciperò a manifestazioni, parteciperò a pranzi, a cene dove mi invitano, dove avrò la voglia di partecipare.